Stipati come sardine nelle corriere oppure lasciati a piedi perché il bus è troppo carico e non c'è più spazio per far salire la gente. Difficoltà e disagi che gli studenti di Montebelluna devono subire ogni giorno nel tragitto da casa a scuola. A far sentire la loro voce sono proprio loro. Ecco il filmato fatto con il cellulare da un ragazzo. La tratta in questione è quella che unisce Montebelluna a Cornuda. Qui si vedono i giovani in piedi durante tutto il tragitto. Anche questa mattina in stazione delle corriere un pullman è arrivato con i ragazzi in piedi schiacciati contro i finestrini e le porte a causa del sovraffollamento del mezzo. La corriera è proprio piena, cioè siamo schiacciati sempre e tipo c'è un caldo pazzesco dentro in corriera, si sta schiacciati ogni volta che si aprono le porte, la gente rischia di cadere dalla corriera. E tra di loro c'è chi lamenta che le corriere non si fermano e lasciano a piedi i ragazzi per la mancanza di spazio. A volte le corriere proprio non si fermano, vanno avanti anche se vedono gente che deve andare a scuola. Quindi le persone si vedono costrette a chiamare i genitori a casa per portarli a scuola. A me è successo 2 volte che l'autista mi faceva entrare, per entrare delle volte mi chiudeva anche la mano, il piede, insomma. Più volte, spiegano i ragazzi, hanno denunciato alla MOM queste difficoltà. Alcuni controllori hanno raccolto le loro lamentele, ma la situazione è rimasta inalterata. Ora chiedono più corriere nelle tratte che collegano Montebelluna ai paesi limitrofi. Chiediamo almeno una corriera in più al mattino e una corriera in più al pomeriggio, così almeno stiamo perlomeno comodi, perché pagare 49 euro al mese per rimanere schiacciati è un disagio pazzesco.